Nel recupero della quinta giornata del massimo campionato, le ragazze del Bardolino Verona travolgono il quotato Tavagnacco e con una gara ancora da recuperare agganciano la Roma al secondo posto in classifica. Nel gelo del Belvedere il big match tra Venete e Friulane è una sorta di spareggio champion. Le udinesi, alla prima mezz'ora di gioco, riescono ad ingabbiare l'attacco gardesano, rendendosi anche pericolose con una fiondata di Mauro dalla lunga distanza. A spezzare l'equilibrio ci pensa Melania Gabbiadini, che un minuto dopo aver sparato su Marcutti una rete già fatta, al secondo tentativo non fallisce l'appuntamento con il gol. La bergamasca converge al centro e trafigge la numero 1 friulana con un pallone a girare sul secondo palo. Palla al centro e il Bardolino raddoppia con il furetto Pagliotti, che si avventa su un retropassaggio ed insacca anticipando l'intervento dell'esterrefatta Marcutti. Il Tavagnacco sente il contraccolpo del micidiale 1-2 Scaligero e appena 2 minuti più tardi capitola per la terza volta sotto i fendenti del micidiale attacco veronese. Gabbiadini serve Valentina Boni, che supera in dribbling l'avversaria e conclude in rete. 4 minuti di furia gialloblu sono bastati per sciogliere un Tavagnacco arrivato in riva al lago di Garda alla ricerca del colpaccio sul campo delle campionesse d'Italia. La ripresa di una partita già segnata si gioca sotto una fitta nevicata, ma neppure le intemperie riescono a fermare un Bardolino Verona smanioso di tornare ai vertici della Serie A. La quarta rete veronese è opera di Alessia Tuttino, che dopo il tentativo respinto della neoentrata Girelli beffa Marcutti con una conclusione di precisione sul primo palo. Il finale nella bufera di neve è un'autentica festa del gol, con Venusia Pagliotti che supera anche il portiere e realizza la doppietta personale, Milenkovic che mette dentro la rete della bandiera per le friulane ed infine con Alice Parisi che fissa il risultato finale sul 6-1 con una conclusione capolavoro. La Befana ha regalato un Bardolino Verona tornato agli splendori dei momenti migliori, con una vittoria dalle proporzioni alla vigilia impensabili, ottenuta contro un avversario di valore. Boni e compagni hanno dimostrato di avere ancora tanta fame di successi e di conquiste. L'inseguimento alla Torres continua.